Allora, amici bellini, buongiorno, buonasera. No, questo si dice dopo. Metti a fuoco. C'è un fatto di sonno. 4 argomenti, li mettiamo tutti insieme. Cominciamo. È un marketing pazzesco. Rumori incredibili. Allora, adesso si può dire buongiorno, buonasera e buonanotte e benvenutare Levan Beria o Beria come nuovo iscritto al canale, che è capitato qui per caso. Ce ne sono tantissimi, siete in tanti e io vi chiedo perdono se faccio perdono. Quella canzone era Tiziano Ferro, tocca Ferro. Koulibaly, perché ovviamente Koulibaly è uscita una roba proprio inguardabile. Zielinski che ha parlato ai microfoni. Olivera, l'infortunio, dobbiamo parlare dell'infortunio, che sfortunio, che è proprio lo sfortunio, quello è proprio lo sfortunio. E poi c'è un'altra cosa che mo mi verrà in mente, Deulofeu, l'indizio social. Quindi voi lasciate il like per gli indizi social che ci fanno sognare, che ci fanno pensare, eccetera eccetera. Allora io lascerei l'argomento Koulibaly all'inizio, lo volevo lasciare alla fine ma lo dico all'inizio. In tantissimi, ovviamente l'argomento, se non vi è capitato, è strano perché veramente sta ricoprendo tutte le situazioni social, tutti quanti ne stanno parlando. Un articolo uscito sul Giornale che parla dell'arrivo di Koulibaly, dove i napoletani lo avrebbero etichettato non lo ripeto nemmeno perché va a finire che mi faccio segnalare il video, perché YouTube non capisce se io sto denunciando cose di razzismo oppure se effettivamente sono io. Sarebbe proprio clamoroso, ed è proprio clamoroso che si accusino proprio i napoletani di una cosa del genere, quando quello Koulibaly l'ha detto testè. Ha detto mi è piaciuta Napoli proprio al contrario. È lui che insomma ha spiegato ad Osimhen che qua non c'era il razzismo. Insomma ragazzi, teniamo talmente tanti esempi dove proprio dimostriamo il contrario di quello di cui ci accusano, che sarebbe proprio clamoroso. E sto leggendo ovviamente Carlo Alvino, sempre attento a queste cose, che sta denunciando. Poi ha risposto Angelo Forgione, Maurizio Zaccone, Anna Trieste, insomma tutti punti di riferimento della napoletanità, che stanno dicendo anche, stanno invitando Koulibaly a rispondere. Ma Koulibaly non deve rispondere proprio niente, assolutamente. Ha risposto ampiamente, quindi è chiaro che sarebbe bello forte come reazione Koulibaly che risponde all'attacco verso i napoletani. Noi ci saremmo contentissimi. Però io faccio un'altra proposta, perché non lo fa il Napoli? Ecco, sarebbe carino che il Napoli, che comunque è molto attento a certe uscite dei giornali e dei giornalisti, alle volte li benvenuti, buon lavoro ai nuovi giornalisti, così, altre volte dice ma come vi permette, ma mi sembra strano che un editore permetta a tal dei tali di scrivere certe cose proprio su Koulibaly. Ecco, potrebbe essere una bellissima operazione simpatia, e sicuramente il Napoli o lo sta facendo adesso che io registro il video e quindi il video diventa vecchio subito, oppure ci sta pensando e lo sta facendo sicuramente. Non lo devo consigliare io. Operazione simpatia: il Napoli si scaglia contro le frasi del giornale e difende i napoletani, perché i napoletani non sono mai stati. Sarebbe un'operazione simpatia e io subito apprezzerei il Napoli che si mette a difesa. No, difendi la città, no? Difendi i tuoi tifosi, non li considerare solamente dei clienti, e poi pure come clienti non li consideri tantissimo. Quindi lì non Koulibaly che deve rispondere così, il Napoli, che è ancora Koulibaly, ha ancora un suo tesserato, quindi non parliamo di una situazione alla Mertens, alla Ospina. Dov'è Ospina? Non si sa, ma tanto tra poco, seppure non risponde più, che ci vuol dire? Non è più il nostro tesserato. Quindi questo lo potrebbe risolvere il Napoli. Vergognosissimo certi atteggiamenti dei giornali, ma troppo, questo è il mondo in cui viviamo. Ha parlato Zielinski, che ha segnato mi pare, perché continuano ad esserci queste amichevoli, queste Nation League, queste partite internazionali di cui noi potremmo fare anche a meno. Però contemporaneamente a me è piaciuto poter vedere Kvaratskhelia in azione,
e stavo quasi pensando, mo quasi quasi mi guardo l'Uruguay e mi capisco un pochino più che situazione con Oliveira. Il che fare mi ha impedito, perché c'era tanto di cui guidare ieri, mi ha impedito di poter guardare la partita, ma poco vale, nel senso che mi scrivevano gli altri amici bellini, gli abbonati, gli amici su Instagram, che niente, mi volevo guardare Oliveira e Oliveira si è fatto male. Mi arrivano le notizie, anche i video, se voi vedete il video è una bella botta, ecco, non è che si è girato il ginocchio. Se voi ricordate l'infortunio che capitò a Di Lorenzo, e lì si vedeva proprio che aveva fatto un giro strano il ginocchio e quindi poteva essere più grave del previsto. Qua io vedo una botta ginocchio, poi è chiaro, vederlo lui uscire in lacrime così, la botta è un po' forte, e diceva, chi lo diceva, la botta è un po' forte, cioè, è un film di Totò, voi potete dirmelo nei commenti. Certo, la botta è un po' forte, guarda, io ho capito quale, ma non ve lo dico. E insomma, tutti quanti adesso, legamenti, eccetera, eccetera. Io predico ovviamente prudenza, non lo possiamo sapere, dobbiamo aspettare gli esami, così. Però, dalle ultime notizie che filtrano, si parla che dovrebbe essere una botta, quindi un po' una distorsione, e non dovrebbero esserci interessamenti dei legamenti, che poi potrebbero portare a un recupero troppo lungo. Io direi, volendo essere proprio anche ottimisti, che potrebbe trattarsi di un mesetto di stop, di riposo assoluto, finisci di farti partite in nazionali, fatti una vacanza un pochino più lunga e per Di Maro arrivi e fai una riabilitazione piana, senza fretta, perché tanto c'è Mario Rui e l'avevamo già detto, ragazzi. Quindi non pensiamo che questa grandissima tragedia, eccetera eccetera. Noi dobbiamo recuperare un giocatore, la maledizione dei terzini sinistri, Mario Rui, Cazzoppa, Gulab, Zuni, no, calma, si fa un pochino di vacanza in più, arriva il tempo di capire tutte le cose e fa una riabilitazione. Tanto comunque partiva Mario Rui titolare, così l'abbiamo pensata e così potrebbe essere. Poi c'è un po' di tempo per recuperare, per ambientarsi con i compagni, quindi diciamo un mesetto di vacanza, se la fa la vacanza, sta bene. Dopodiché, per quanto riguarda le vacanze proprio, parliamo di Deulofeu, perché Deulofeu dalle vacanze, dai suoi social, scrive un post, una fotografia e dice: vai, domande e risposte, fatemi domande e risposte. E ci sono una serie di tifosi che scrivono, tra cui tifosi del Milan, tifosi del Barcellona, tifosi dell'Everton e tantissimi tifosi del Napoli che poi gli chiedono magliette, cose, quando vieni, eccetera eccetera. Tra il quando vieni c'è un tifoso del Napoli che dice vieni, non vieni, e Deulofeu risponde una società top, società che rispetto, eccetera eccetera. Io qua, a questo, che ci fa piacere, ci fa sempre piacere quando un giocatore si espone in prima persona e parla, perché così ci leva dubbi. Non è che ci conferma la trattativa, non ci conferma che sta arrivando, però uno vuole dare per scontato che la trattativa esiste e lui non si è nascosto. Però è interessante vedere anche le altre cose, si è un pochino più esposto sulle sue situazioni passate. Qualcuno gli ha chiesto: ancora rispetti l'Everton? E dice: io sono evertoniano, dice Deulofeu, sono tifoso dell'Everton. Gli chiedono qual è il campionato che preferisci, la Premier League è un campionato top. Qual era la tua squadra preferita da bambino? E lui dice il Barcellona. Sul Milan ho visto poche cose, poche risposte sul Milan, ma tantissimi tifosi hanno chiesto quando viene a Napoli, se è venuto a Napoli, eccetera eccetera. Lui non ha potuto rispondere a quello. Io vi dico semplicemente una cosa, ragazzi, e perché poi si parla anche di Zielinski, perché tutto dipende, non possiamo aspettarci una svolta della trattativa se non esce qualcuno. Quindi tutto dipende, perché il Napoli è stato chiaro, l'abbiamo stabilito, il Napoli, se escono giocatori, se arrivano le offerte, arrivano poi gli acquisti successivi, ma il Napoli non se lo può comprare Deulofeu se non escono altri giocatori, anche per un discorso che probabilmente loro pensano: se poi noi abbiamo gli esuberi, ce li pagano di meno e non conviene. È una scelta. Contemporaneamente, se tu vendi prima, chi poi devi andare a comprare? La società dice: però tu hai venduto, quindi c'hai più disponibilità economica. È una scelta da fare. È meglio sempre, è chiaro che il mercato lo fai tu e non lo subisci, ma questo è. Quindi non aspettiamoci grandi svolte, magari ci possono stare queste trattative, tu mi chiedi 20, io te ne chiedo 13, io te ne do 13, arriviamo a 15, no, facciamo 16 e mezzo, tutte queste cose che si possono limare, ma abbiamo visto che poi alla fine, quando il Napoli può,
attacca pure velocemente, l'abbiamo visto con le altre situazioni. Quindi dobbiamo aspettare sempre che arrivino delle offerte, quella più plausibile in uscita, oltre a Mertens che si perde, perché questa poi potrebbe poi sbloccare delle offerte. Però ci sarebbe anche la situazione Politano, che ha apertamente fatto sapere tramite il suo agente che preferisce cambiare aria. Perché si parla poi anche di Zielinski? Perché Zielinski è uno di quelli che si dice sta sul mercato, le offerte Bayern di Monaco. Zielinski invece smentisce tutto, dice ma io non ho capito tutte queste frasi, perché me ne vorrei dover andare da Napoli o dovrei volermene andare da Napoli, io sto benissimo eccetera eccetera. Quindi si potrebbe anche ripartire da un'altra conferma, come possiamo dare una certezza Rachmani per esempio, oppure una certezza di Lorenzo. Si può partire da una certezza a Zielinski, che piaccia o no, perché Zielinski è uno di quelli che a corrente alternata è adorato oppure insultato, ma insomma criticato dai tifosi e dalla stampa, perché ogni tanto ti viene meno, quindi è una scelta. Però io uno come Zielinski onestamente me lo terrei sempre, a meno che non arrivino offerte clamorose, ma se arrivano offerte clamorose allora vuol dire che è forte, quindi è lì l'equilibrio che dobbiamo vedere. Questa è la situazione. Contemporaneamente la situazione dei portieri secondo me è quella più delicata ad oggi, perché in qualche modo io non sono convintissimo che Koulibaly vada via, non sono convintissimo, si potrebbe arrivare a una soluzione dove ti fai l'ultimo anno, secondo me non si arriva all'accordo e ti fai l'ultimo anno, e potrebbe essere anche con Fabian la stessa situazione. Mertens, Ospina, lì la situazione è diversa perché siamo in scadenza, non si sa quanto è lo sforzo che vuole fare Napoli per questi giocatori e devono poi decidere loro in base anche alle offerte che avrà. Questa è la situazione, signori, voi mi fate sapere se avete difficoltà a rinunciare a Koulibaly o se volete assolutamente Deulofeu, se vi convince. A me non dispiace, devo dirvi la verità, non dispiace che cambi poi la sorte del calcio Napoli con Deulofeu. Dobbiamo vedere, perché è un giocatore che ha dimostrato il meglio di sé quando è centrale nel progetto. Se De Spalletti riesce a metterlo centrale nel progetto titolare inamovibile, ben venga, altrimenti chi lo sa. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Prendi più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.